Quest'anno ci saranno dei gruppi che vengono da Latina e da Arborea per una motivazione particolare, che presenteremo in questa occasione anche una mostra inedita, una ricerca che è stata fatta recentemente proprio sul ruolo che hanno avuto i trevigiani e i veneti in quelle due località. Sono da sempre definiti gli emigranti della porta accanto, nel senso che non hanno passato oceani o percorso deserti, ma comunque hanno lasciato la loro terra trevigiana e veneta per dare vita ad aree dimenticate dell'Italia del primo dopoguerra. Non a caso sono stati i coloni delle bonifiche. Quella di Latina appunto, quella di Arborea, dove è stata attuata una bonifica negli anni 30, una bonifica per recuperare delle aree che erano degradate in quanto erano sommerse dall'acqua, recuperarle e dedicarle all'agricoltura. Storie di fatica, ma anche di diffidenza, come dalle genti della ciociaria, che consideravano quei polentoni imposti dallo Stato usurpatori della loro terra. Poderi che l'Opera Nazionale Combattenti assegnava alle famiglie più povere, quelle colpite maggiormente dalla guerra, con uno o più morti in guerra. Storie forse meno conosciute rispetto alle epopee delle Americhe, del Brasile o dell'Australia o più recentemente di nostri migranti in Svizzera, ma non meno difficili e cariche di quella voglia di riscatto che da sempre ha contraddistinto l'emigrazione trevigiana e veneta. Storia che racconteremo in diretta dalle 10 di domenica mattina con il 31esimo raduno dei trevisani nel mondo in Cansiglio. La mostra fotografica, le testimonianze oramai della seconda e terza generazione, poi alle 10:30 la messa officiata dal vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Corrado Pizziolo e a seguire i discorsi delle autorità e i riconoscimenti a chi oltre a catar fortuna all'estero ha dimostrato la forza e la volontà veneta. Un appuntamento con la nostra storia, perché non c'è famiglia veneta o trevigiana che non abbia una persona cara partita con quella valigia di cartone carica di tristezza e speranza che ha fatto grande il nome di Treviso e del Veneto nel mondo.